Heather McAllister. Come anticipato dalle foto in cui si provava il vestito nel balcone, Fulvio Covalero ieri sera è andato a quarto grado mostrando come sempre la sua grandissima simpatia. Non ha ancora digerito quella frase rivoltagli in cui si diceva che da bravo Novax vegetava fuori da un bar. Questa cosa evidentemente se la ricorda ancora. Sebastiano si è mostrato molto felice a parole del fatto che si indaghi ora per omicidio, però in realtà espressivamente era il più depresso e spento che forse si è mai visto in quella trasmissione. Fulvio invece è stato il solito autore di giri e giri di parole senza contenuti, ha cercato di dare le colpe a Claudio, alla fine poi ha quasi litigato con Sebastiano. L'ipotesi di Fulvio è sempre la solita: un terzo che Liliana conosceva l'ha aggredita probabilmente per un discorso, ipotizza lui, sentimentale. A chi si riferisce Fulvio? Ovviamente tutti hanno pensato, come sempre, al marito della persona che disse che lui vegetava da bravo Novax fuori dai bar della zona di Piazzale Gioberti. Secondo Covalero, il presunto killer era molto confuso, non sapeva come agire, allora si è andato a leggere i post e le interviste di Covalero e ha messo in atto il piano da lui suggerito. Altro dettaglio importante: ha raccontato della macchina da cucire, di quando la trovò, si innamorò e così scoprì che Claudio Sterpin era dotato di sacchi neri in abbondanza. Un dettaglio importante: macchina da cucire. Fulvio parla del fatto che ha sempre cercato la macchina da cucire che guarda caso trovò in quei giorni, ma Sebastiano non è intervenuto dicendo che anche lui ha la stessa fissazione, anche lui ama collezionare macchine da cucire.